Buongiorno, tanta cronaca anche oggi nel nostro notiziario. Partiamo dal femminicidio di Giada Zanola, che era stata gettata da un ponte sulla A4 nel maggio del 2024. Il compagno Andrea Favero è stato rinviato a giudizio. Sentiamo i particolari da Valentina Visentin. Il processo inizierà il 23 settembre. Andrea Favero è stato rinviato a giudizio e dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato dalle premeditazioni e dal rapporto di convivenza. Il 39enne di Vigonza è accusato di aver ucciso la compagna Giada Zanola gettandola nel vuoto da un ponte sull'autostrada A4 a Vigonza la notte del 29 maggio 2024, cercando così di far credere a tutti che la 33enne, madre di suo figlio, si fosse suicidata. I difensori di Favero, gli stessi che difendono Eric Zorzi, il camionista di Abano, a processo per aver ucciso l'ex moglie Nicoletta Rotaro simulandone il suicidio, hanno fatto istanza al giudice per revocare la misura cautelare in carcere. Il giudice per l'udienza preliminare si è riservata 5 giorni di tempo per decidere se disporre gli arresti domiciliari in attesa del processo in corte d'assise. Secondo l'accusa, Andrea Favero avrebbe pianificato l'omicidio di Giada Zanola perché la donna lo stava lasciando. Avrebbe acquistato degli ansiolitici che avrebbe somministrato di nascosto alla 33enne, che in alcuni messaggi alle amiche prima di morire aveva rivelato il timore di venire drogata da Favero. Farmaci che l'uomo le avrebbe dato di nascosto anche la notte in cui poi l'avrebbe caricata in auto e gettata da un ponte sull'autostrada in via Prati a pochi metri dalla loro abitazione. Le immagini delle telecamere della zona inquadrano i fari della loro auto passare pochi minuti prima della morte di Giada. Una storia agghiacciante da Megliadino San Vitale, siamo nella bassa padovana. Un uomo aveva avvolto in un tappeto il corpo della moglie pensando che fosse morta, è stato arrestato per tentato omicidio. Ha strangolato la moglie fino a farle perdere i sensi, si è poi accanito picchiandola mentre era inerme, ha avvolto il corpo in un tappeto per poi lasciarlo in un lago di sangue sul terrazzo di casa credendola morta. Arrestato a Megliadino San Vitale nella bassa padovana un 55enne di origine albanese che lo scorso 6 maggio avrebbe cercato di uccidere la moglie, sua connazionale. I vicini della coppia, allarmati per i rumori, hanno contattato le forze dell'ordine. Giunti sul posto, i carabinieri di Est si sono trovati davanti all'agghiacciante scena. La donna era avvolta in un tappeto in un lago di sangue. I sanitari l'hanno trasportata cosciente in ospedale a Schiavonia. Il marito intanto taceva e il figlio della coppia non c'era. Nei giorni successivi al ricovero la vittima ha potuto fornire agli inquirenti la propria testimonianza fondamentale insieme ai referti medici per la ricostruzione della dinamica dei fatti. Il 55enne è stato arrestato sabato. Il marito vessava la moglie da anni. Dalle indagini è emerso anche che l'avrebbe maltrattata quotidianamente con minacce di morte, offese ripetute, costanti violenze psicologiche per tenerla sottomessa, limitandone la libertà di movimento e di frequentazione di altre persone. Tra gli episodi raccolti dagli investigatori vi è anche una precedente aggressione avvenuta il 26 agosto dello scorso anno, con colpi al viso, al torace e alle braccia. Ora l'uomo si trova recluso nel carcere di Rovigo. Il servizio di Francesco Rattai è un episodio sconcertante a dir poco a Castelfranco Veneto, dove un uomo è entrato in un bar per strappare gli slip alla moglie davanti a tanti avventori per vedere di provare un presunto tradimento da parte della donna. Sentiamo Nicola Marcato. Sospetta che la moglie lo tradisca con un altro, entra in un bar dove lei si trova e davanti ai clienti e al personale del locale la blocca e le strappa le mutandine, incurante del pianto disperato della donna. Violenza in pieno giorno in un locale della Castellana di fronte alla gente rimasta attonita, gesto che a Castelfranco tutti condannano senza esitazione. Sono sbigottito perché il rispetto per la donna non esiste più. Trovo assurdo, cioè ormai al giorno d'oggi capitano veramente delle cose surreali, ormai non so neanche più cosa pensare io in merito a una cosa del genere.
Manca poco a mezzogiorno, l'uomo alto e robusto varca la soglia di un bar di Castelfranco. Senza salutare nessuno si dirige verso la moglie. La afferra per le braccia, lei urla e chiede aiuto, ma lui senza pietà le infila una mano sotto al pantalone e strappa con violenza, sfilandole gli slip di fronte a tutti. Nessuno interviene, tutti rimangono impietriti davanti ad una scena a cui mai avrebbero pensato di assistere, mentre l'uomo in tutta tranquillità si dilegua con in tasca il suo trofeo. A consolare la donna, scioccata e umiliata, le persone presenti nel locale, che nel frattempo chiamano la polizia municipale. Gli agenti intervenuti sul posto, dopo aver sentito la vittima e aver raccolto i racconti dei testimoni, su mandato del sostituto procuratore Anna Ortica, si sono subito recati nel cittadelese, dove l'uomo risulta risiedere, per sequestrare l'indumento e interrogarlo. Da tempo il marito sospettava che la moglie l'avesse tradito, per questo motivo quel giorno stesso aveva fatto irruzione nel locale per sottrarre l'indumento intimo al fine di poterlo fare analizzare in un laboratorio alla ricerca di eventuali liquidi seminali dell'amante. La donna ha presentato denuncia per violenza privata. Era costretta da tempo a subire offese, minacce, angherie di ogni tipo, così ha spiegato con le lacrime agli occhi agli investigatori. La giovane, sempre su ordine della procura, è stata portata in un centro antiviolenza protetto dove vivrà per i prossimi mesi. La notizia ha fatto il giro e molti condannano fortemente il barbaro gesto. Ormai gli uomini hanno perso ogni senso di affettività, di gioia di vivere con una donna. Oramai le vedono solo come oggetto. Questo caso è stato molto tragico, tremendo e speriamo che non accada mai più, perché queste cose non devono mai succedere, secondo me. E soprattutto dovremmo educare di più i ragazzi effettivamente a educarli meglio e a evitare così poi tutti questi episodi. E sgomento per la vicenda del nonno, un sessantenne che avrebbe abusato della nipote minorenne e a cui è stato anche sequestrato materiale pedopornografico, ovviamente è stato arrestato. Un orco con le sembianze di un nonno, l'orrore celato tra le pareti domestiche ed emerso grazie alla denuncia di una bambina. La squadra mobile di Padova ha arrestato nei giorni scorsi un sessantenne italiano accusato di una presunta violenza sessuale nei confronti della nipotina minorenne. Durante le perquisizioni nelle abitazioni utilizzate dall'uomo e nei luoghi di lavoro, i poliziotti hanno sequestrato un'ingente quantità di materiale pedopornografico scaricato su PC e telefoni del sessantenne. L'uomo è stato immediatamente trasferito al carcere Due Palazzi di Padova. L'arresto è stato convalidato lo scorso 28 aprile. L'indagine sarebbe partita dal racconto della nipotina di presunti abusi. Numerosi gli indizi e le prove raccolti dagli agenti della squadra mobile di Padova. Le indagini proseguiranno con l'analisi del materiale pedopornografico sequestrato, che è stato trasmesso per competenza al Tribunale di Trento. I carabinieri avrebbero già individuato alcuni degli aggressori che hanno accoltellato due ragazzi al Parco delle Coccinelle di Limena nel Padovano. È stato recuperato anche il coltello. Sarebbe stata un'aggressione premeditata, una spedizione punitiva messa in atto da un gruppo di almeno 15 persone arrivate al parchetto con l'obiettivo di colpire i 4 ragazzi, 2 dei quali finiti al pronto soccorso con delle ferite da coltello. L'ennesima violenza tra giovanissimi avvenuta nel fine settimana in un'area verde di Limena sarebbe nata anche questa volta da futili motivi, come si dice in questi casi, piccoli rancori tra compagnie di ragazzi, forse una ragazza contesa, che però si arrivano ad estremizzare con l'uso sempre più frequente di armi bianche. I carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere della zona vicino a Via Verdi, dove si trova il parco Coccinella, teatro dell'aggressione, stanno ricostruendo la rissa. Alcuni del branco di 15 persone sarebbero già stati identificati. L'arma usata per ferire il 22enne e il 16enne finiti in ospedale è stata ritrovata poco lontano tra l'erba. È un coltello da caccia. Appena arrivati gli aggressori hanno accerchiato il gruppetto di 4 persone, presente anche una ragazza, e senza dire una parola avrebbero scatenato la violenza. Allora, vediamo un titolo del giornale di Vicenza, la prima pagina, una notizia arrivata adesso: è morto il giovane di Cartigliano dopo lo schianto di sabato con
la moto, era caduto a Breganze, è uno dei tanti incidenti stradali di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni, la strage dei Centauri soprattutto, ma anche incidenti mortali in scontri di automobilisti con altre auto e altri mezzi, camion e furgoni. Però torniamo agli accoltellatori. Lorenzo Cristea è stato colpito al cuore, questa è la novità emersa dall'autopsia sul corpo del ragazzo che è stato assassinato davanti alla discoteca di Castelfranco. Venerdì gli accertamenti medici su tutti i giovani coinvolti nella rissa che è terminata in tragedia. 3 fendenti, uno dei quali ha reciso l'aorta procurandogli un'emorragia imponente e la morte in pochi minuti. Questi primi risultati dell'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto sul corpo di Lorenzo Cristea. Il giovane è stato accoltellato al torace, il colpo mortale sopra il cuore che non gli ha lasciato scampo. Sulla mano un taglio, segno che la vittima ha tentato di difendersi. Venerdì saranno eseguiti gli accertamenti medici sulle ferite riportate da tutte le persone coinvolte in quella rissa, compresi i 2 giovani arrestati, Badr Rouaji e Taben Nani, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario, tentato omicidio e rissa aggravata. Dalle indagini è emerso il motivo della lite avvenuta in discoteca. Tutto sarebbe nato da una spinta avvenuta nel privé del locale fra un amico di Lorenzo ed uno dei 2 arrestati. Un motivo futile, ma tanto è bastato a far accendere gli animi. I 2 ragazzi che hanno iniziato il litigio sono passati subito agli insulti. Immediato l'intervento dei bodyguard della discoteca che hanno fatto uscire dal locale i 2 gruppi. Poteva essere finita così la serata, ma la rabbia ha preso il sopravvento. A farne le spese è stata la vittima, morta per una spinta. Feriti gravemente anche un amico di Lorenzo, il 22enne di Zero Branco, e in maniera leggera altri 2 ragazzi. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per definire l'esatta dinamica dell'omicidio. Sequestrati 2 coltelli, il primo con tracce di sangue, quasi sicuramente una delle armi utilizzate per colpire i giovani, e un altro recuperato qualche giorno dopo senza alcuna traccia ematica, ora sotto la lente di ingrandimento del RIS di Parma, sul quale ci sono forti dubbi che possa essere stato nelle mani dei contendenti. Versioni contrastanti fra i 2 gruppi. Gli amici della vittima, che erano una decina, che hanno dichiarato di essere stati assaliti dai 2 ragazzi nordafricani arrestati, e questi ultimi invece che hanno spiegato ai loro legali di essere stati aggrediti dal gruppo numeroso. Rimane il giallo delle armi utilizzate nella rissa, un solo coltello oppure c'erano altre lame, e chi le ha portate via. Tanti punti che devono essere chiariti per una tragedia immensa scoppiata per una banale spinta. Servizio di Daniela Sizia, si muovevano in monopattino in centro a Cittadella con 2 coltelli, uno nel marsupio e l'altro nello zaino, arrestati, denunciati 2 ventenni dai carabinieri. Si muovevano nelle vie del centro di Cittadella nel pomeriggio di domenica con addosso 2 coltelli, i ventenni denunciati dai carabinieri con l'accusa di porto abusivo d'armi o d'oggetti atti ad offendere. I 2 giovani del posto, 22 anni il primo, 23 il secondo, sono stati fermati dai militari mentre percorrevano le strade in monopattino a una velocità sostenuta. Apparsi nervosi durante il controllo, entrambi sono stati sottoposti a perquisizione. Dal marsupio del 23enne è saltato fuori un coltello con una lama di 9 cm, mentre dallo zaino del 22enne un coltello tattico con una lama di 6 cm e mezzo. A quest'ultimo i carabinieri hanno anche sequestrato 4 grammi di hashish nascosti nei calzini. I coltelli sono stati sequestrati, il 22enne è segnalato alla prefettura. Dal giornale di Vicenza, una tragedia a Palma di Maiorca, sono morti, vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza, sono morti 2 coniugi in uno schianto pauroso tra la loro auto, erano appena arrivati nell'isola e un furgone, è rimasto ferito il figlio. Andiamo in diretta da Bassano del Grappa, da Chiara Gaiani. A te Chiara.
Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in Rondo Brenta, questo è un quartiere di Bassano dove vivevano i coniugi Ottorino Lelio, la moglie Ileana Onisto, 74 anni lui, 77 lei, con il figlio Tiziano. L'incidente gravissimo è accaduto la settimana scorsa, per la precisione mercoledì 7 maggio a Palma de Mallorca. Erano in un'auto presa a noleggio con il figlio, erano arrivati da pochi giorni sull'isola spagnola, stavano percorrendo l'autostrada MA13 quando in località La Puebla si sono scontrati con un furgone. Un incidente davvero gravissimo. Ottorino è morto poco dopo il ricovero in ospedale, mentre la moglie Ileana è morta il giorno successivo. Alla guida c'era il figlio Tiziano che ha riportato solo alcune contusioni. La notizia si è diffusa solo nella giornata di ieri. Ottorino Lelio aveva una compagnia teatrale, faceva parte di una famiglia di attori, pensate, da 6 generazioni. Anche il fratello ha una compagnia teatrale sempre a Bassano, e a Bassano erano arrivati da Forlì. Anche la moglie aveva recitato, una passione che era stata trasmessa anche al figlio. Adesso il figlio è stato raggiunto da alcuni familiari sull'isola dove sta lavorando per il rimpatrio delle salme che potrebbe avvenire, ma di cui non si hanno ancora notizie. Noi abbiamo sentito al telefono alcuni familiari della coppia che vivono sempre nel bassanese. Era conosciuto soprattutto, ve lo ripeto, insomma, nel mondo del teatro. Ottorino Lelio, abbiamo sentito una signora che gestisce una compagnia teatrale e che aveva avuto dei contatti qualche tempo fa con lui. Una famiglia davvero importante, un lutto che colpisce tutta la comunità di Bassano. Allora io direi che ci aggiorniamo in caso di altre notizie, ovviamente tutti gli aggiornamenti e le notizie nei TG di questa sera. Ringrazio Alessandro Cossacurta per la collaborazione tecnica. La linea da Bassano può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani, Alessandro Cossacurta. E adesso andiamo a Treviso in diretta da Cristian Arboit e da Tommaso Migotta per furti, per ladri che smontano le auto. A te, Cristian. Direttore, buongiorno anche da parte di Tommaso Migotta che sta curando la parte tecnica. Parliamo di sicurezza urbana, lo facciamo da via Sant'Antonino, siamo all'altezza di via degli Stretti, per intenderci, dove si trovano le scuole Manzoni. Qui da tempo i cittadini, i residenti chiedono più sicurezza, e lo fanno a maggior ragione oggi, all'indomani di un weekend che è stato segnato da diversi episodi di microcriminalità. Su tutte queste auto letteralmente smontate pezzo per pezzo, lo potete vedere nelle immagini. Un raid che è avvenuto nottetempo tra sabato e domenica. Con me c'è Claudio Balsimelli, e non solo Claudio Balsimelli, ma un gruppo di residenti della zona, devo dire particolarmente esasperati. Claudio Balsimelli, che è referente coordinatore del gruppo di controllo di vicinato Sant'Antonino Chiesa Votiva, gruppo che in pochi mesi ha già raggiunto la quota record di 100 partecipanti. Sì, buongiorno a tutti. Oggi sono qui a farmi portavoce appunto del gruppo che si è venuto a creare nei primi mesi del gennaio 2024, Controllo del Vicinato. Ci troviamo appunto a Sant'Antonino e più precisamente nella zona della Chiesa Votiva, quartiere dove sono nato, e dove i residenti si sentono sempre più insicuri anche alle ore alla luce del sole, perché sempre più di frequente si stanno verificando spiacevoli episodi di microcriminalità. E lei per microcriminalità intende anche spaccio di droga alla luce del sole, scene che insomma non si erano mai viste perlomeno con questa intensità. Esattamente, ci troviamo proprio di fronte a una scuola elementare, la scuola Manzoni. Io trovo veramente inammissibile, e l'ho visto coi miei occhi, ma come anche gli altri residenti, vedere situazioni di spaccio nelle stradine qui adiacenti quando i genitori vengono a prendere i propri figli per riportarli a casa. Qui dietro di me c'è un parchetto che dovrebbe essere destinato alle famiglie e ai bambini, ed invece anche questo parchetto è stato utilizzato per spaccio di droga.
Ecco, perché questo è il tema, microcriminalità, non solo furti, non solo vandalismi sulle auto, ma anche spaccio di droga. Tra l'altro, riavvolgiamo per un attimo il nastro, direttore, l'anno scorso, soprattutto all'inizio dell'anno, a gennaio, questa strada, questo quartiere, Sant'Antonino in generale, anche la strada del Mozzato, erano stati interessati da raid anche molto importanti, molto violenti, e da lì c'erano stati degli incontri con l'amministrazione comunale, con il sindaco, che aveva promesso delle telecamere, l'arrivo delle telecamere entro 6 mesi. Qui telecamere non ne avete viste? Assolutamente, è proprio andata così. Noi abbiamo iniziato a avere un paio di incontri col sindaco Mario Conte, il quale ci aveva assicurato che nel giro di breve tempo sarebbero arrivate delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero potuto aiutare, fare da deterrente, ma anche aiutare in fase poi di indagini la polizia. Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta la polizia locale e tutte le forze dell'ordine che si stanno dimostrando sempre presenti. Che voi collaborate parecchio con le forze dell'ordine, però voi volete tenere il punto proprio su questa promessa, su questo impegno che vi era stato fatto. Noi ci teniamo, e lo ribadisco ancora una volta, noi ci teniamo che il sindaco Mario Conte rispetti l'impegno e la promessa fatta a noi ancora 1 anno e mezzo fa, e vorremmo capire oggi, a distanza di 1 anno e mezzo, dove sono queste telecamere che aiuterebbero la gente a sentirsi un pochino più sicura, perché siamo stufi. Persone che non si sentono particolarmente sicure come questa signora. Lei, signora, mi diceva: io non mi sento più sicura. Ho proprio paura perché anche ultimamente una nostra vicina di casa, proprio la casa dopo la mia, e rientrando si è trovata la persona dentro il giardino, per cui siamo ridotti ad aver proprio paura a uscire di casa, non ci sentiamo più tranquilli e non sappiamo più cosa fare, insomma, più di chiedere aiuto non possiamo fare altro, però. Questa è una richiesta di aiuto e di attenzione. Lei, signora, ha documentato e segnalato anche episodi di spaccio e ci mette la faccia. Sì, in effetti, sì. E posso solo che confermare, e oltretutto anche il tratto di strada dalla stazione, dal sottopasso della stazione a qui, ho vissuto anche degli episodi spiacevoli. Per esempio? Per esempio una persona che urlava e andava minacciando le persone che passavano, quindi se uno si trova lì di sera col buio da sola a dover passare non è proprio rassicurante. Una persona alterata? Molto alterata. Cittadino italiano, non italiano? No, cittadino non italiano, di colore, sì. Ferma, signora. Sì, l'ho avuto modo di vederlo anch'io. A me è successo purtroppo che mi sono trovata che hanno tentato di entrare in casa nel mese di ottobre. Verso sera rientro, vado via logicamente, chiudo con il portone, con la sbarra, con la mottura, poi la porta interna anche quella chiusa eccetera, ritorno e mi trovo il portone spalancato, la bottura buttata per terra. Io non so come siano riusciti anche da fuori a alzare la sbarra perché è lunga e raccoglie tutto, e dopo hanno tanto trafficato, lavorato per cercare di entrare anche sulla porta quella a vetro di legno, però o perché hanno visto che sono arrivata con la macchina, i fanali eccetera, sono fuggiti, però ho dovuto vari danni, ho dovuto rifare un poco tutto, mettere videocamere, tutte queste storie. Lei ha subito proprio un tentativo di fuga? Sì, certamente, purtroppo. Grazie signora, insomma capisci direttore, l'esasperazione qui tra i residenti è palpabile, non so se vuole aggiungere qualcos'altro. Di aggiungere, speriamo che l'amministrazione comunale, che è sempre sensibile ai diritti e doveri dei cittadini, ci dia una mano, metta dei controlli adeguati in modo che la gente possa uscire di casa tranquillamente, senza paura e senza il timore che tornando a casa si trovi di aver avuto la visita di ladri, e ripeto, ci vogliono più controlli. Purtroppo le forze in campo sono quelle, però è inevitabile che il cittadino chiede aiuto e chiede collaborazione al Comune di Treviso. Grazie davvero a tutti voi per la partecipazione, grazie Balsimelli. Il messaggio che parte proprio in questi minuti alla volta di Casugana, direttore, è forte e chiaro, chiaramente rimarremo in attesa anche noi di risposte. Per il momento è tutto, te la linea. Grazie Cristian Arboi. Tommaso,
Migotta con questi cittadini esasperati. Vediamo un titolo che è uscito poco fa sulla Nuova Venezia. Quarto d'Altino, una donna travolta da un SUV muore poche ore dopo il ricovero. L'incidente è avvenuto nei pressi di un attraversamento pedonale, ma solo gli accertamenti delle forze dell'ordine potranno stabilire il punto esatto in cui è accaduta la tragedia. La vittima è una donna di 48 anni. E c'è stata una tragedia nel pomeriggio di ieri a Ciano di Crocetta del Montello. La 65enne di Ponte nelle Alpi, Angela Clerici, era impegnata a pulire delle arnie insieme al figlio, con il quale gestisce un'azienda di apicoltura nel Bellunese, quando un'ape la punta provocandole uno shock anafilattico. Tempestivo l'intervento dei sanitari del SUEM, ma per la 65enne non c'era più nulla da fare. La tragedia è avvenuta in un terreno di via Generale Fiorone, dove sono arrivati anche i carabinieri di Crocetta. La donna era nata a Erto, ma abitava da tempo in via Dolomiti a Ponte nelle Alpi. Aveva lavorato a lungo come operaia alla Safilo di Longarone e poi condiviso con il figlio l'attività nell'apicoltura. Cordoglio della comunità di Crocetta, condoglianze e vicinanza alla famiglia da parte della sindaca Marianella Tormena. È caduto durante una gara di motocross disputando la seconda tappa del campionato regionale del Friuli Venezia Giulia. Giovedì l'ultimo saluto a Filippo Morello, il 22enne morto sul colpo sulla pista sotto gli occhi dei genitori che erano andati ad assistere alla gara. I funerali si terranno alle 15:30 nella chiesa di Orsago, dove il ragazzo viveva assieme alla famiglia. E ieri una notizia ovviamente che ha creato una certa impressione, rumore, reazione della minoranza nel Comune di Venezia, perché la Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio per i 34 indagati nell'ambito dell'inchiesta Palude, compreso il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e i suoi più stretti collaboratori. Il legale di Brugnaro dice: siamo esterrefatti, ancora una volta apprendiamo le notizie dalla stampa, e oggi Brugnaro sui giornali ha parlato di accuse di carattere politico. La Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio per i 34 indagati nell'inchiesta Palude, quindi anche per il sindaco Brugnaro, il direttore generale Ceron, il vice capo di gabinetto Donadini, il magnate cinese Wong, l'imprenditore Vanin e l'ex assessore Boraso agli arresti domiciliari. Una notizia che, denuncia il legale del Primo Cittadino, ancora una volta si apprende dalla stampa e che lascia il sindaco senza parole. Letteralmente esterrefatto. Per l'ennesima volta devo apprendere dai giornali la notizia che i pubblici ministeri hanno compiuto un atto, anziché apprenderlo da una notifica come prevede la legge. Il secondo commento è che sono veramente esterrefatto nell'apprendere che viene chiesto il rinvio a giudizio di un sindaco, del capo di gabinetto del sindaco e del vice capo di gabinetto del sindaco, sulla base di un materiale probatorio inesistente, al netto delle dichiarazioni di un solo signore, il signor Claudio Vanin, contraddittorie e già smentite durante le indagini. Le accuse restano quelle di concorso in corruzione nel tentativo di vendere l'area dei Pili all'imprenditore cinese, nonché l'acquisto a prezzo ribassato di Palazzo Poerio. La difesa ora avrà la possibilità di far valere le proprie ragioni. Potremo finalmente parlare davanti a un giudice, cioè a un magistrato il cui fine è l'accertamento della verità, non quello invece della costruzione di teoremi accusatori che non trovano nessun riscontro all'interno del processo, e quando non trovano riscontro all'interno del processo non vorrei che trovassero riscontro al di fuori dal processo e al di fuori delle finalità del processo penale. Ci difenderemo come abbiamo sempre fatto, fiduciosi che il giudice riconoscerà l'innocenza di tutti e tre. Poi ci sono gli imprenditori e dirigenti pubblici accusati di aver finanziato con tangenti Renato Boraso per ottenerne favori di varia natura, accuse alle quali i principali indagati si sono sempre dichiarati estranei, tranne le ammissioni di Boraso per alcune delle tangenti ricevute.
Il 16 maggio è attesa l'udienza per i patteggiamenti concordati tra accuse e difese per i 12 capi di corruzione per quanto riguarda l'ex assessore Boraso e gli imprenditori Ormenese e Brichese. Se deciderà nel merito dei patteggiamenti, diventerà incompatibile a giudicare sulle altre richieste di rinvio a giudizio. Immediate le reazioni politiche delle opposizioni. Da anni, dichiara la segretaria del PD veneziano Sambo, denunciamo in Consiglio Comunale il conflitto di interesse del sindaco. Oggi è ancora più urgente un gesto chiaro di responsabilità. Le forze politiche che l'hanno sostenuto, continua, devono smarcarsi da questo sistema. Adesso noi ovviamente speriamo in una presa d'atto del primo cittadino che, al di là di quello che può essere il percorso giudiziario, non soltanto la forma ma l'apparenza e l'immagine stessa che porta avanti della città deve essere scevra da qualsiasi sospetto. Conferenza stampa in diretta del presidente Zaia a Cabalbi, sentiamo le domande ai giornalisti. Sentiamo. È rimasta di vice Brugnaro. Ma guarda, io penso che ci sia la legge che sancisce queste scelte, quindi è la legge che le regolamenta e dopodiché non entro nelle scelte intime, quindi non mi permetto di fare altre considerazioni. No, ma se toccasse a lei una richiesta di visita... Toccherei. Quello che le compete però è fissare la data delle elezioni e firmare il decreto. Ha tempo fino al 23 novembre, ci ho già pensato, ha in mente una data? Ma in via teorica dovremmo convocare le elezioni almeno 60 giorni prima del loro, diciamo, espletamento, no? Quindi considerate che noi a tempo debito, e conto di farlo, adesso non vi dico da domani, dopodomani, insomma lo faremo qualche mese prima sicuramente. Abbiamo la prima domenica possibile che è il 21 settembre e l'ultima possibile il 23 novembre. All'interno di questo, diciamo, questo spazio, valutando un po' di aspetti, pensate al tema delle festività, il tema di eventi, cioè non è che puoi fare, se ci sono altri eventi in corso o altro, cercheremo di capire come fare e cosa fare, ma comunque si andrà a votare. Ovviamente. Sì, no, perché qualcuno ha fatto credere anche che non si va a votare. Lei ha detto, per quanto riguarda la scelta del suo successore, del candidato alla presidenza della regione, che compete alle segreterie del suo partito, quindi Stefani per il regionale e Salvini per il nazionale. Confermo. Avrà comunque parola in capitolo quando arriverà la Presidente del Consiglio dei Ministri, leader di Fratelli d'Italia, fra una settimana. Vi incontrerete, parlerete anche di questo? Io ho un ottimo rapporto con Giorgia Meloni, voi lo sapete, anche perché siamo stati colleghi assieme, ci conosciamo, siamo stati ministri assieme. Ma certo, ci ho limitata, ci sarà il Capo dello Stato, fra l'altro voglio ricordarvi lunedì, che si fermerà quasi tutta la giornata oltretutto. E poi Giorgia Meloni dovrebbe, uso condizionale perché ancora non abbiamo conferma, il 20, a meno che non si colleghi, adesso non lo so, però insomma ci siamo sentiti e ci saranno tutti i presidenti delle regioni, vi ricordo, saranno tutti i presidenti presenti, quindi sarà, ecco, il nome dà un'idea, Festival delle Regioni, ma non è che è una festa, c'è un momento di confronto, sono dei tavoli tematici e ci sarà sostanzialmente tutto il governo, perché nei tavoli tematici ci sono praticamente tutti i ministri del governo. Per quanto riguarda se dirò la mia, non sono muto, ovvio che dirò la mia, cioè nel senso che la mia la dirò, però è altrettanto vero che il lavoro preparatorio perché io possa dire la mia lo devono fare le segreterie. Cioè, se un cavallo da corsa farò un commento, se è da trotto un altro, se è da tiro un altro ancora. Altro? Prego. Ma lei avrebbe gli uomini? Sì, ve lo dico adesso così la chiudiamo lì velocemente. Ma qual è la sua eredità? Bossi rispose, non pensandoci, ma diede la risposta più bella del mondo, è un trota. Vi ricordate? Sì, quella volta gli chiesero è il suo delfino e no, è una trota. E se non fosse stato perché poi povero e ne pagò le conseguenze, fosse stato il figlio, quella è la risposta giusta, cioè delfino. Adesso vedremo di capire che pesce è. Anzi, non è neanche un pesce, è un mammifero il delfino. Sapete che allatta il delfino? Posso fare una domanda che faccio civilmente? Potessi lavare con l'acqua dei Folbi stamattina. Visto che adesso abbiamo una data di conclusioni,
Per quanto riguarda appunto la sua legacy, riforma delle IPAB, il fine vita, lo sblocco dei mandati degli assessori, a che punto siamo con queste cose? Andiamo avanti con tutto, nel senso che, ecco, io vorrei dire una cosa e ti ringrazio per la domanda. Sia chiaro, mi conoscete, che la Regione non va avanti fino all'ultimo giorno a scartamento ridotto, cioè noi governiamo. Io sto mettendo in lavorazione attività che faranno i miei successori, sto mandando avanti candidature, se vanno in porto, di altri grandi eventi, perché penso che sia corretto questo. Stamattina ho detto alla Giunta, mi raccomando, perché voglio che ci sia un passaggio di consegna con i dossier e che non ci sia un istante perso da chi arriva dopo, ma anche perché non ci sia l'alibi, no? Cioè, quindi è fondamentale che si sia corretti. Dall'altra parte della barricata sono i cittadini, non c'è la politica, sono i cittadini ad avere servizi. E quindi pensate, non so, abbiamo l'ospedale di Padova, cioè non è che tiriamo il freno a mano e diciamo si arrangiano loro, no, io voglio che si arrivi al finanziamento con INAIL, che si vada avanti con l'iniziativa, piuttosto che l'autonomia cerchiamo di vedere e di capire come fare. La pedemontana si sta andando avanti, fra la pedemontana, no, ma non posso dire, so, bruciamo tutte le notizie. Ma insomma sta andando bene di traffico, abbiamo buoni dati, sta incrementando, questo posso dirvelo, bene. E poi moltissime altre iniziative. Pensate ad esempio tutta la partita delle Olimpiadi, non è una partita che si esaurisce così, avremo le Olimpiadi giovanili invernali 2028 che è un altro grande evento, ci porterà ad avere ancora un villaggio olimpico, ci porterà ad avere ancora, diciamo, a rimettere in moto una macchina che probabilmente non si sarà neanche spenta nel frattempo, cioè, c'è un sacco di roba. Questa è una regione che noi riconsegniamo con uno standing, una reputation nazionale e internazionale che prima non aveva. Guardate, quando io mi ricordo i primi giorni, guarda, non è una polemica, perché cioè, i lombardi sono dei fratelli per noi, no? Ma i primi giorni, cioè, a livello nazionale, quando andavo ai tavoli nazionali, cioè, esisteva solo la Lombardia. Cioè, questo io mi ricordo, c'era solo la Grande Lombardia, che è una grande regione, amministrata bene, però oggi c'è anche il Veneto. E il Veneto, penso che il primo risultato che noi consegniamo a chi ci succederà sarà quello di dire: guarda che ti consegniamo una macchina perfettamente tagliandata e quando passa per strada tutti si girano, cerca di non portarsela ammaccata perché poi ti presentiamo il conto, perché non si può, cioè, questa è una macchina veramente, questo non ha bisogno di scuse, ha bisogno di gente che mette pancia a terra e lavori, punto. Altre? Questo basta? Ho fatto 5 domande oggi, No, sei a credito il prossimo giro. No. Allora, questa era una parte della conferenza stampa in diretta del presidente Luca Zaia. Avete sentito le elezioni, una finestra tra fine settembre e il 23 novembre, quindi si voterà in questo arco di tempo per le regionali. Adesso andiamo a Padova perché è in corso un vertice in prefettura per decidere la nuova zona rossa all'Arcella. Sentiamo le ultime notizie da Valentina Visentina. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo in attesa di conoscere l'esito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha iniziato questa mattina alle 10 in prefettura, dovrebbe essere terminato poco fa, non ci sono dichiarazioni da parte dei partecipanti, il sindaco e l'assessore di Padova sono usciti prima, poi sono rimasti all'interno ovviamente i vertici delle forze dell'ordine. Al momento non è ancora stata diramata una nota della prefettura, quindi molto probabilmente nelle prossime ore dovrebbe arrivare appunto la conferma o meno di questa nuova istituzione di una zona rossa a Padova che potrebbe riguardare l'area della prima Arcella. Ovviamente c'è già stata la sperimentazione della zona della stazione, sperimentazione che si era conclusa lo scorso 6 maggio dopo un rinnovo nel periodo pasquale dei ponti che aveva riguardato appunto l'area della stazione. Il prefetto con un comunicato la settimana scorsa aveva comunicato appunto che si era conclusa la sperimentazione nell'area della stazione, pur rimanendo ovviamente i controlli capillari in città e la possibilità di nuove aree rosse qualora ci fossero stati rilevate altre necessità o in base ai dati portati dalle forze dell'ordine. Per quanto riguarda la zona rossa in stazione, c'erano stati in 3 mesi oltre 19 persone controllate, numerosi provvedimenti
interventi di allontanamento. Vedremo se appunto verrà istituita anche e quali saranno le vie della prima Arcella che potrebbero essere interessati da questi controlli cosiddetti ad alto impatto, ma conosciuti da tutti come zona rossa. Si parlava anche del Portello, che è il quartiere universitario, ma non è chiaro se possa rientrare in questa zona di controlli, e ovviamente ci aspetteremo anche le varie reazioni di favorevoli e contrari che da sempre dividono la città su questo tema legato alla sicurezza. Per il momento da Padova è tutto, ovviamente se ci sono novità prima della fine dell'edizione di pranzo vi faremo sapere. Intanto la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentini e a Federico Cibotto per la parte tecnica. Andiamo avanti con la violenza e continua a far discutere la spedizione punitiva di venerdì pomeriggio in zona stadio a Treviso. Il sindaco Mario Conte chiede a questore e prefetto di convocare le famiglie coinvolte perché altri episodi simili non si ripetano. Scene veramente di guerriglia urbana, con questo comando che armato di bastoni e di mazze ha infranto i vetri dell'auto di una famiglia rivale. Vediamo. È fondamentale capire che questa faida tra queste due famiglie non abbia ulteriori strascichi, quindi è fondamentale che vengano convocati urgentemente i componenti di queste due famiglie per spiegare come funziona in Italia, perché evidentemente non l'hanno capito, perché se pensano di usare coltelli, bastoni e aggressioni significa che si trovano nel luogo sbagliato. È quello che chiederà il sindaco Conte in occasione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in programma in settimana. Il primo cittadino nel pomeriggio ha incontrato il questore Alessandra Simone per ringraziare le forze dell'ordine per essere riuscite in poco tempo a risalire ai responsabili dell'azione punitiva messa in atto venerdì lungo il Put in zona stadio, dove 2 cittadini albanesi e 1 kosovaro hanno aggredito a colpi di coltello e mazza da baseball altri 2 kosovari finiti in ospedale, prima di danneggiare anche l'auto di una delle vittime. Nelle ultime ore la polizia ha denunciato i 3 stranieri, sequestrando le armi utilizzate e recuperando gli abiti indossati al momento dell'aggressione. Adesso manca l'ultimo passaggio, che è quello della certezza della pena. Io vorrei che nel giro di poche ore queste persone, i responsabili di questa missione punitiva, venissero anche garantiti alla sicurezza e quindi finissero in galera, come è giusto che sia. La spedizione punitiva è l'epilogo di una faida che va avanti dal 2022, quando a Fiera venne massacrato il 52enne Rajip Kolgekci. All'origine di quanto accaduto venerdì ci sarebbero le scuse non accettate dai familiari della vittima per i fatti di 3 anni fa. Un episodio scioccante che riporta al centro del dibattito in città il tema sicurezza, ma che il sindaco Conte vede estraneo alla realtà del capoluogo e non riconducibile all'eventuale istituzione di una zona rossa. Non è riconducibile al ragionamento sulle zone rosse, perché è successo zona stadio, l'altra volta si sono accoltellati a Fiera e poteva succedere in qualsiasi altro comune della Marca, dove queste persone che erano praticamente state individuate per compiere questa vendetta potevano fermarsi in qualsiasi altro bar della provincia di Treviso. Noi dobbiamo lavorare con grande impegno, con grande sinergia tra forze dell'ordine e anche con la polizia locale, perché questi episodi non succedano. Devo dire che Treviso rimane comunque un'oasi felice da un punto di vista della sicurezza, ma questo non deve portare a un abbassamento delle difese, anzi dobbiamo incrementare ancora di più la presenza del territorio. Allora torniamo a Cabalbi a Venezia, perché Zaia è sotto il fuoco dei giornalisti. Sentiamo le domande. Siamo nella fase di dire che si andrà a votare e si deciderà quando andare a votare, dopodiché diremo anche quale sarà la formazione per il voto. Mi piacerebbe fare il sindaco di Venezia? Ma guardi, questa è una domanda che mi fanno in molti, però se io dicessi di sì o di no, comunque darei vita a un sacco di dibattito e soprattutto non potrei più lavorare serenamente in Regione. E quindi i veneti si meritano un presidente che fino al massimo al 23 novembre parli solo dei veneti. Presidente, scusi, ma mi piacerebbe fare il mi piacerebbe poi magari il presidente del Consiglio regionale. Guardi, no, allora mi fermo alla prima parte, sono a disposizione del partito, sulla seconda non c'è al momento. Grazie, buon lavoro. Allora, molto telegrafico questa volta il Presidente Zaia. Vediamo un titolo del Corriere del Veneto, eccolo qui: il mistero del parapendio scomparso a Marostica da domenica.
lo cercano tra gli alberi coi droni, si moltiplicano gli appelli, ma del pilota senza volto non c'è traccia. È veramente un giallo perché si sta cercando quest'uomo, questa donna che sarebbe precipitato o precipitata nei colli sopra Marostica, ma è da 2 giorni ormai che viene cercato con ogni mezzo e non lo si trova. C'è il sospetto che sia stato un falso allarme, che questo parapendio non sia mai esistito, ma insomma le ricerche nel frattempo continuano. Vediamo il fermo in diretta TV a Venezia durante una nostra diretta, mentre con Lady Pickpocket Monica Poli stavamo parlando dei borseggi in città. Vediamo. Ecco il fermo della polizia locale di uno sbandato dell'Est Europa, completamente ubriaco, ripreso in diretta dalle nostre telecamere. Per decenza non mostriamo la scena in cui urina davanti ad uno dei lampioni della luce in pieno giorno, accanto a noi e alle tante persone presenti in quel momento. Venezia, stazione dei treni. Sono da poco trascorse le 12 quando, durante il nostro collegamento di pranzo, sempre in diretta, il disturbatore, 35 anni dall'ex Repubblica Ceca, ci si avvicina con piglio deciso. Armato, diciamo così, di bottiglia di vetro di vino rosso da cui continua a bere, ci insulta in inglese e ci mostra pure il dito medio alzato in segno di spregio. Cerchiamo di fermarlo, purtroppo senza successo. Grazie e la linea torna allo studio, grazie. Ubriaco è la terza bottiglia di vino che beve da inizio giornata e sembra pure con tracce di sostanze stupefacenti nel sangue, si scoprirà in seguito. Fermato e circondato da ben 3 agenti, 2 guardie giurate, verrà portato con la lancia dalla polizia locale alla Smart Control Room per ubriachezza molesta e sanzionato con un'infrazione amministrativa per aver urinato in pubblico. Poco prima Monica Poli, Comitato Cittadini Non Distratti, denunciava l'ennesimo episodio di criminalità in città con il borseggio sventato da un gruppo di commercianti con le 3 giovani borseggiatrici accerchiate da cittadini e turisti e riprese in lacrime. Domenica invece a San Tomà depredata pure una suora. È stata borseggiata addirittura una suora. Ormai la città da un paio di giorni è presa sotto assedio, da minori, da bande, uomini, donne, c'è di tutto. Addirittura queste vanno nei negozi e rubano. Abbiamo un negozio vicino al bacino Orseolo dove entrano, si prendono le shopper bag, si mettono dentro tutti i vestiti e scappano. Qui si stanno violando tutti i diritti costituzionali per la sicurezza, qui i giudici devono mettere mano. Servizio di Anna Maria Parisi e c'era per le riprese Simone Merlo. I furti continuano nelle nostre province, qui siamo a Castelfranco Veneto, molte abitazioni svuotate, ma c'è stato anche il ladro tradito dall'abbaiare di un cane. Aveva già messo a segno 2 colpi e stava per entrare in una terza casa quando è stato scoperto e arrestato. Protagonista della vicenda un 36enne di origine marocchina residente in città e già noto alle forze dell'ordine, sorpreso nella notte tra sabato e domenica mentre tentava un nuovo furto in via Piccinini. Nella circostanza il ragazzo si era introdotto prima in 2 abitazioni da dove aveva poi sottratto dei monili in oro e dell'argenteria. A far scattare l'allarme non è stato un sofisticato sistema di sicurezza, ma il fiuto e l'abbaiare insistente del cane di famiglia che ha svegliato i proprietari proprio mentre il ladro stava cercando di introdursi in casa. I residenti, insospettiti dai rumori e allarmati dall'animale, hanno immediatamente chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare l'uomo mentre tentava di fuggire a piedi. I suoi complici, 2 o 3 persone, ancora non identificate, sono riusciti a dileguarsi nella notte. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il 36enne si era introdotto nelle abitazioni forzando un garage basculante. Con sé aveva ancora la refurtiva, monili in oro e posate d'argento per un valore complessivo stimato attorno ai 2.000 euro. Tutti gli oggetti sono stati restituiti ai legittimi proprietari. L'uomo è stato trattenuto presso la Camera di Sicurezza della caserma di Castelfranco Veneto in attesa del processo per direttissima. L'autorità giudiziaria è stata
immediatamente informata. Resta ora da chiarire l'identità dei complici, mentre le indagini proseguono per verificare se la banda sia responsabile di altri furti avvenuti nella zona nelle ultime settimane. Oggi in regia Francesca Pezzo e Edoardo Paris. Vediamo a Vicenza il degrado nel centro storico che spaventa i cittadini e limita il commercio. Gli esercenti hanno chiesto al comune più eventi e più sicurezze. La lotta alla microcriminalità e al degrado dello spaccio e consumo di stupefacenti a Vicenza resta un'emergenza a cui le istituzioni devono dare priorità secondo i cittadini, in particolare i commercianti che accusano una forte contrazione del numero di acquirenti in centro. Riecheggia ancora lo slogan scandito dagli oltre 400 partecipanti al corteo apartitico del fine settimana Vicenza pretende sicurezza, che sintetizza le pesanti denunce dei cittadini. Continuiamo a vedere vetrine chiuse e quelle aperte sono soggetti a vandalismi sempre più frequenti. Abbiamo una zona dove è difficile sentirsi sicuri, ma oltre alla sicurezza il degrado è quello che si vede, è proprio la percezione che c'è di drogati che si fanno, voglio dire, per strada liberamente, senza paura di essere visti da qualcuno, bambini che passano accanto. Tempo fa avevo chiesto con la raccolta firme di chiedere più polizia per noi, ma mi rendo conto anche che non siamo solo noi che abbiamo questo problema, è tutta Vicenza che ha questo problema. Al di là della microcriminalità c'è qualcosa che va anche oltre, perché dalla parte del centro storico stanno prendendosi un po' tutti i quartieri. Istanze portate dagli esercenti al secondo tavolo di concertazione con il comune, che sta cercando di governare l'emergenza. Tra i punti salienti, contrastare l'abbandono di aree commerciali strategiche con opportune scelte funzionali e urbanistiche. E anche su queste cose degli sfitti stiamo ragionando per dire che la città deve avere degli spazi, tra gli spazi non utilizzati, insomma, devono ritornare ad essere in utilizzo, con delle funzioni che, se non possono più essere commerciali, possono essere diverse, e su questo c'è un ragionamento di tipo anche urbanistico con il nostro master plan che stiamo facendo. Ribadita la necessità di potenziare la programmazione in città di iniziative sociali, culturali e di grandi eventi che richiamino vicentini e turisti. Combattere questo degrado, forse se arrivasse più gente in centro storico, quella sarebbe una soluzione che il cittadino può fare. Mi spiego, se la città viene invasa dalle persone per bene, queste persone scompaiono, e l'abbiamo visto nella manifestazione l'anno scorso degli alpini che sembravano dei fantasmi, praticamente si erano dissolti con l'ammasso di gente che è venuta a trovarci. Restiamo a Vicenza con la pista ciclabile di Cabalbi, che è nel mirino di cittadini e commercianti perché è ritenuta pericolosa e non utilizzata. Per noi Luisa Bertini con Simone Squarcina insieme alla dirigente di Fratelli d'Italia Giulia Gennaro. Siamo alla pista ciclabile di via Cabalbi, pista ciclabile in passato contestata. Ad oggi residenti e commercianti tornano a chiederne la sicurezza. Siamo in compagnia con la dirigente di Fratelli d'Italia Giulia Gennaro e con una delle commercianti. Lei che tipo di problematiche rileva da poter mettere in luce? Sì, allora noi ancora dopo 1 anno e mezzo in cui è stata fatta questa pista ciclabile abbiamo moltissimi problemi, perché i nostri clienti non sanno dove parcheggiare, perché hanno praticamente tirato via tutti i posti auto che avevamo davanti alle attività, e quindi si trovano in difficoltà nello svoltare e poi di conseguenza nel parcheggiare. E oltretutto, quando i clienti, magari quei pochi che capiscono come utilizzare, come entrare, insomma, nei parcheggi, nelle nostre attività, è pericolosissima, perché non vedono i pedoni che avanzano, le biciclette, e la visibilità è quasi nulla per quelli che entrano o escono. Ecco, la pericolosità è uno dei punti, ma lei chiede di voler far chiarezza anche sulle tempistiche.
Sì, perché ad oggi, dopo un anno e mezzo del termine dei lavori, sappiamo che non è ancora stato fatto il collaudo, non è stata fatta un'inaugurazione, quindi sappiamo bene che quando un collaudo non viene fatto al termine di un'opera, l'opera comunque risulta ad oggi incompiuta. Quindi chiediamo all'amministrazione di farsi avanti, anche magari con un'assemblea pubblica, nel spiegare quali difficoltà stiano incontrando, perché senza un collaudo a tutti gli effetti rimane ancora un'opera che è un cantiere aperto praticamente, quindi anche pericoloso per i cittadini, per i pedoni e i ciclisti. Ecco, queste le questioni che vengono messe in luce, ma a tal proposito abbiamo sentito anche i residenti che ascoltiamo insieme. È comoda per certi versi, non posso dire, certo che con tutti i cordoli che hanno messo si fa fatica a uscire. Qualche volta posteggiano anche in cima la pista ciclabile. La pista ciclabile difficilmente viene usata dai ciclisti. Ne ho visti anche ieri che passavano la pista ciclabile qua, passavano dall'altra parte. Era più pericoloso prima. Diciamo che non hanno fatto un gran lavoro con queste cose perché tanti ci prendono dentro, però diciamo ci voleva questa ciclabile. Anch'io questi cordoli li ha chiamati, li trovo così alti, un po' esagerati. Allora, dal punto di vista del pedone ben ci sta, dal punto di vista del cittadino che in macchina prima poteva parcheggiare anche qui, diventa un po' difficile perché non abbiamo più tanti parcheggi. Allora passiamo ai rifiuti, all'inciviltà di molti che li abbandonano per strade e campagne. Un altro caso di rifiuti abbandonati è stato segnalato nell'Alto Vicentino a Semonzo. Sentiamo Mirko Cavallin. Il sentiero natura che porta da Semonzo del Grappa al santuario della Madonna dell'Acqua a Mussolente è un piccolo paradiso di verde lontano dai rumori e ben ombreggiato. Lo stagno delle libellule che si trova all'inizio del percorso è una culla di biodiversità ricco di fauna e vegetazione. Le acque scorrono limpide e placide accompagnando chi passeggia fra queste fronde. Ma non c'è solo chi la natura la ama e la rispetta, c'è chi abbandona rifiuti di vario genere incurante degli effetti sull'ambiente. Un paio di bottigliette di plastica sono all'imbocco del sentiero, un'altra galleggia circa 200 metri più a valle, ma è quello che una nostra telespettatrice ha visto e documentato ad essere ancora più inquietante. Laterizi, materiali isolanti, plastica e polistirolo erano adagiati sull'arrivo del torrente. Poco lontano sono stati lasciati altri laterizi in mezzo alla strada. Il grosso ad un sopralluogo con la nostra telecamera era stato rimosso, ma la polizia non ha eliminato del tutto la parte sottostante e a poca distanza sono ancora accumulati altri resti di lavorazioni edili. Del fatto sono state informate le forze dell'ordine. Ancora un altro forte temporale che si è abbattuto sulla provincia di Padova, strade allagate in zona Terme e nella bassa padovana che hanno causato qualche disagio alla circolazione. Molti gli interventi dei vigili del fuoco dopo il violento nubifragio che ha colpito la zona della Bassa Padovana e di Colle Euganei ieri pomeriggio. Circa una ventina le chiamate per allagamenti di scantinati e per la rimozione di alberi abbattuti dal fortunale. Strade allagate in vari comuni tra Este e Abano, dove gli interventi sono stati legati a scantinati allagati. Alcuni tratti di via Pelosa, tra Selvazzano e Sacolongo, si sono allagati rendendo difficoltosa la guida per i molti padovani intenti a tornare a casa dopo la giornata di lavoro. Criticità significative si sono registrate anche tra i comuni di Ospedaletto Euganeo e Borgo Veneto, dove l'intenso nubifragio ha causato la tracimazione dei fossati, rendendo impraticabili alcune strade secondarie, spesso soggette ad allagamenti. Al lavoro anche squadre della Protezione Civile a supporto delle operazioni di messa in sicurezza. Servizio di Francesco Rattai, andiamo in pubblicità, 2 minuti, poi torniamo. Di nuovo
Siamo in diretta con Focus TG, la politica in Veneto. Ormai siamo di fronte alle prossime regionali, saranno in autunno e quindi siamo già in campagna elettorale. Fioccano i nomi dei candidati. Nel centro-sinistra oggi si parla anche di Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso, come possibile candidato del centro-sinistra. Un altro nome che il centro-sinistra ha fatto è quello dell'ex sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto, che era ieri sera con noi a Focus. Sentiamolo. Poi parlerò anche di me, ma non è la cosa più importante. Noto che i sindaci dei capoluoghi di provincia, sia di centrodestra sia di centrosinistra, hanno detto preferisco continuare a fare il sindaco. E secondo me questo è un buon segnale di attaccamento alla propria città e di voler proseguire con la chiusura del mandato. Io non faccio parte del tavolo di centrosinistra che sta discutendo queste cose, evidentemente, e non mi sono proposto mia sponte. Ho saputo che c'era qualcuno che stava pensando al mio nome, sono stato contattato evidentemente, perché non è che poi il nome lo fanno senza capire se c'è la disponibilità o meno, e ne sono stato molto onorato, chiaramente, perché non è una candidatura di poco conto, anzi è una candidatura importantissima, perché è di una regione, è della nostra regione, che col massimo rispetto per tutte le altre ha un livello per numero di abitanti, PIL, insomma importanza strategica molto rilevante, per cui la gratificazione è elevata. Il tavolo sta discutendo molto bene. Ripeto, non ne faccio parte, però insomma i contatti ci sono. È giusta la ricostruzione che è stata fatta dal servizio, cioè che ci sono da una parte, anzi attorno al tavolo, insomma più o meno mescolati, non fronteggiati, sia partiti politici, attualmente rappresentanti di consiglio regionale, comunque quelli che fanno parte di questo campo politico, sia forze civiche. Alcune sono presenti in Consiglio regionale, altre si stanno affacciando in questi mesi, e si tratta di capire qual è la persona che da una parte può legare meglio queste forze politiche che propongono un cambiamento evidentemente per la nostra regione, e dall'altra sia anche in grado di attirare consensi. Ci sono parecchi nomi, che ci sia anche il mio, ripeto, mi fa molto piacere, però non vivo particolari protagonismi, è realmente un mettersi a disposizione. Poi so di alcuni altri nomi, di altri non sono a conoscenza, ma so di molti nomi insomma importanti, significativi, con grandi capacità. Per cui adesso c'è peraltro non una data già, ma un orizzonte temporale abbastanza preciso. Io credo che sia il caso di non prenderla troppo, di non farla andare troppo per le lunghe, ecco, perché anche il fattore tempo può essere motivo di vantaggio. Non voglio, come dire, occuparmi di quello che sta accadendo al centrodestra, mi interessa, ovviamente cerco di approfondire, di avere le informazioni, però credo che da quella parte magari le cose vadano avanti un po' più a lungo. Se il centro-sinistra riesce ad anticipare, credo che possa poi utilizzare il fattore tempo anche come un fattore di vantaggio. Ecco. Allora, questo era Riccardo Poletto ieri sera a Focus, avete visto il titolo, l'abbiamo dedicato all'ultimo scenario in ordine di tempo che è stato fatto dai giornali, cioè il presidente Zaia che diventerebbe ministro del turismo al posto di Daniela Santanchè, e la regione andrebbe alla guida di Fratelli d'Italia. Un'altra lettura è quella della regione alla Lega con il candidato presidente Alberto Stefani. Vediamo i ricercatori e i dottorandi dell'Università di Padova in corteo ieri per la giornata dello sciopero nazionale contro il precariato universitario. Anche una folta rappresentanza dei ricercatori e dottorandi dell'Università di Padova è scesa in piazza per la giornata di sciopero del precariato. Il corteo, partito dal cuore del quartiere universitario della città, Piazza Portello, ha poi attraversato Padova fino a Piazza Capitaniato, sede della Facoltà di Lettere. Al centro della contestazione la soluzione contrattuale prevista dal DDL Bernini. Non risponde in realtà alla possibilità di contrattualizzare il lavoro di ricerca e propone delle figure lavorative che ancora una volta non danno tutele e garanzie, non c'è un orario di lavoro, una retribuzione fissa, non c'è malattia, non c'è ferie tredicesima, né tantomeno la possibilità della rappresentanza sindacale.
La mobilitazione anche contro i tagli previsti dal governo di $0,5 miliardi del fondo ordinario per la ricerca. Definanziando l'università sta facendo entrare sempre più sponsor che hanno delle implicazioni all'interno dell'economia di guerra, come la Leonardo, la Fondazione Medor, o che sono all'interno di attività di greenwashing come Eni. Ricercatori e dottorandi chiedono che le università promuovano un contratto collettivo nazionale della ricerca con retribuzioni adeguate e tutele dei diritti fondamentali. Sono forme contrattuali che in realtà non sono contrattuali, che vanno solitamente da 1 anno a 2 anni, che prevedono molto spesso cambiare città, a volte anche cambiare paese, perché ci viene insegnato che è importantissimo avere un curriculum internazionale, che la nostra è una vocazione, è una passione, che dobbiamo fare dei sacrifici, ma all'atto pratico questo significa anche non poter fare dei progetti, non poter comprare una casa, perché è impossibile ricevere un mutuo con un assegno di ricerca di questo tipo, senza tutele, senza garanzie. All'interno degli atenei il precariato può durare anni, spiegano i manifestanti, limitando così i progetti per il futuro, con loro anche il personale tecnico amministrativo e i professori. È giusto protestare perché definanziare, depotenziare la ricerca in Italia significa condannare il nostro paese alla scarsità, alla precarizzazione, alla rinuncia a avere una società migliore. Servizio di Valentina Visentin, è stata aperta a Palazzo Pretorio a Cittadella la mostra Persone, la forza della vita oltre il cancro, cioè le storie di 31 donne pazienti oncologiche. La mostra fotografica rimarrà aperta al pubblico fino al 18 maggio. Sono gli sguardi a raccontare una storia che non si lascia imbrigliare dalla malattia ma va oltre, storie di sogni che non si fermano davanti ad una diagnosi, storie di rinascita, volti ovvero persone, come il titolo della mostra aperta a Palazzo Pretorio a Cittadella per celebrare la forza della vita anche di fronte alle sfide più dure come quella del cancro. La mostra, ideata e curata da Marta Basso, è stata organizzata dall'associazione Altre Parole con il patrocinio del comune di Cittadella e l'USL 6 Euganea. Mia madre è una paziente oncologica e dopo il momento buio della diagnosi e durante le terapie ho capito quanto la paura e gli stigmi possano confondere la realtà. Da qui è nata l'idea della mostra. Non volevo però mettere in luce le cicatrici, ma dare loro voce, mettere al centro non la malattia ma la persona. Questi ritratti quindi sono solo un ponte. Quello che davvero conta sono le parole con cui queste donne si raccontano. Parole vere che parlano di loro come persona e non come paziente oncologico. Gli scatti sono un racconto corale grazie ai volti di 31 donne, pazienti oncologiche di età compresa tra i 25 e i 70 anni, che hanno scelto di raccontarsi oltre la malattia, non ignorandola ma vivendo pienamente la loro esistenza. La parola cancro è una parola che spaventa, ma stando assieme, condividendo, parlando, si riesce a sconfiggerla e soprattutto a dare un senso diverso alla malattia, cogliere la malattia come opportunità. La mostra resterà aperta fino al 18 maggio. Dice Valentina Visentin, oltre 1.100.000 telespettatori sulle nostre reti di Media Nord-Est per la donata nazionale delle penne nere a Biella, con le nostre emittenti che si sono confermate leader negli ascolti e punto di riferimento per tutto il nostro grande pubblico. Davvero un grande lavoro fatto dai nostri tecnici e dai nostri giornalisti, Lucio Zanatto, Ferdinando Garavello, e poi c'era anche Filippo Fois e Omar Costantini, e poi tutte le nostre truppe, i nostri tecnici. Rivediamo le scene più belle dello sfilamento. Io volevo partire con questa bella immagine che sono i gruppi di rievocazione, e sono i gruppi di rievocazione della Grande Guerra. Vedete poi i vestiti, per cui si stanno già preparando. Però dal mattino presto, con i primi alpini in movimento fino al passaggio della Stecca e all'arrivederci a Genova 2026. Anche quest'anno le reti Media Nord-Est fanno segnare ascolti record per la Donata Nazionale degli Alpini che si è svolta a Biella, dimostrando che anche quando gli eventi legati alle
penne nere si svolgono fuori dal Veneto sono le reti Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, quelle considerate di riferimento dal pubblico. Oltre 1.100.000 spettatori hanno assistito al lungo sfilamento dei gruppi alpini per le strade della città piemontese. Dati, quelli certificati dall'Auditel, che registrano una leadership assoluta del gruppo Media Nord-Est rispetto alle emittenti concorrenti, come si nota anche dal nostro grafico elaborato sull'ascolto medio Auditel nella giornata di domenica e che dimostra il solido legame tra Media Nord-Est, le penne nere e i telespettatori costruito negli anni. Fanfara Montegrappa, cosa volete che suoni? Non può che suonare la canzone simbolo della sua storia. Telespettatori che hanno premiato lo sforzo di giornalisti e tecnici fin dalla sera prima, quando Media Nord-Est ha raccontato la vigilia della grande adunata con i cori alpini e l'allegria che già si diffondeva in città in vista della adunata nazionale dell'indomani. In 100.000 a sfilare da tutta Italia e il Veneto, per numero di presenze, è stato tra i protagonisti assoluti. Da casa tutto l'affetto del pubblico delle grandi occasioni, con oltre 1.100.000 spettatori, che Media Nord-Est ricambierà il 15 giugno mandando in onda sulle proprie reti l'adunata triveneta in programma nella Marca trevigiana, Conegliano, città alpina per eccellenza, che festeggia il centenario di fondazione della sua storica sezione. Quando il terzo raggruppamento si ritroverà a Conegliano. Il cappello di Giancarlo Gentilini non è apparso nello sfilamento di domenica come era stato previsto e ovviamente ci sono state proteste, ma il presidente nazionale degli alpini Favero assicura che sarà esposto durante lo sfilamento alla prossima Triveneta di Conegliano. La deroga, a dire la verità, c'era, quindi non è vero che non c'era la deroga, perché io, il presidente della sezione, in casi eccezionali la deroga c'è. La disponibilità da parte della sede nazionale, in questo caso particolare, c'è stata da parte del Presidente nazionale. È direttamente il Presidente dell'ANA, Sebastiano Favero, a chiarire la vicenda legata al cappello di Giancarlo Gentilini assente durante lo sfilamento nella giornata conclusiva della Dunata di Biella, nonostante fossero molti i cappelli di alpini andati avanti presenti. Da parte dell'Associazione Nazionale nessun veto, anzi, spiega ancora Favero. Era una telefonata tra me e il Presidente della sezione di Treviso. In questo senso, quando lui mi ha chiesto, perché aveva telefonato in sede nazionale che la segreteria aveva dato l'indicazione generale, perché chiaramente questa viene data, gli avevo detto guarda che nel caso specifico se decidi puoi farlo tranquillamente. Su queste cose noi non siamo così formali nel dire sì, no, c'è un indirizzo generale per evitare che poi sfilino troppi cappelli alpini alle volte senza la giusta motivazione, ma quando la motivazione c'è, per Gentilini credo che non ci fossero motivi per dire di no. Possiamo spiegare che questo via libera possa restare anche per la Triveneta di Conegliano? Sicuramente sì. Se qui non c'è stata e c'è stato un disguido, perché anche per noi alpini qualche disguido può esserci, quindi io non... sicuramente sì. Dunque, in attesa di vedere il cappello dell'alpino Gentilini sfilare a Conegliano alla Triveneta in programma dal 13 al 15 giugno, si archivia la Dunata numero 96 con un bilancio, sottolinea il presidente Favero, estremamente positivo al di là di ogni previsione della vigilia. C'è stata una forte partecipazione anche della gente locale di Biella città, ma di tutta la provincia di Biella, quindi è stato un accogliere gli alpini veramente col cuore aperto. Questo, pensando alla realtà piemontese, è stato per noi una piacevole e bella sorpresa. Una festa alpina dalle grandi emozioni come quelle vissute durante il passaggio dei gruppi del Veneto. Sono presidente di tutti e Chiara, voglio bene a tutti, però indubbiamente sono a Veneto, il cuore batte Veneto, e quando passa il Veneto c'è quella pizzico di emozione in più, e anche questa volta è stato così. Intanto i fanti di Tezze sul Brenta hanno dato anche quest'anno appuntamento agli alunni della quinta elementare per una cerimonia molto sentita.
Riuniti davanti al monumento ai caduti di Tezze sul Brenta, un centinaio di alunni delle classi quinte dell'Istituto Comprensivo Francesco d'Assisi hanno ricevuto dai soci della locale sezione dell'Associazione Nazionale Fanti un dono significativo. È una manifestazione che si rinnova ormai da diversi anni, organizzata dall'Associazione Fanti di Tezze sul Brenta, ovvero la consegna della bandiera italiana ai ragazzi delle classi quinta dell'Istituto Comprensivo San Francesco di Tezze sul Brenta. La bandiera segno di appartenenza alla nostra nazione e quindi un momento educativo molto importante. Lo scopo è quello di portare in tutte le famiglie giovani, perché i ragazzi di quinta hanno i genitori giovani, portare la bandiera. Noi con la nostra testimonianza portiamo a loro un piccolo ricordo, perché la memoria è importante. Li accompagniamo questi ragazzi anche su in Casara, Casara Andreon, dove è stata combattuta la guerra, quindi li aspettiamo anche la prossima settimana, verranno su in Casara e li portiamo a visitare quei luoghi dove è stata combattuta la guerra. 13 giugno la festa di Sant'Antonio, c'è una rassegna che precede gli eventi ed è quella che sarà sul tema giubilare della speranza. Sentiamo le parole del rettore padre Antonio Ramina. Sono molte le iniziative proposte, già un fatto giubilare che fa gioire l'idea che il giugno antoniano, come già nelle altre circostanze, sia stato pensato, pianificato, organizzato insieme. Sono dunque tante le associazioni, le realtà coinvolte che soprattutto ruotano attorno a Padova, ma non solo. Ecco, quest'anno, inutile dirlo, il tema di fondo è quello della speranza, dato che il tema giubilare ci intercetta anche all'interno del giugno antoniano, che è un tema sia cristiano, ma credo che sia anche buono dal punto di vista trasversalmente umano. Spera chi non si adagia nell'indifferenza, ma in qualche modo fa tesoro della sua rabbia, aggressività quando vede qualche cosa che non va e desidera, un po' come Sant'Antonio, reagire e proporre messaggi di liberazione e di giustizia. Tra le prime parole del Papa c'è l'esortazione alla pace, è un'esortazione che Sant'Antonio ha sempre fatto sua. Un legame molto proficuo sia con quanto diceva e faceva Papa Francesco, e certamente qui da Padova riconosciamo anche il legame con le parole e la spiritualità di Sant'Antonio, dato che non si è mai tirato indietro dalla proposta e dalla predicazione di una pace anche lì dove la cosa per se stesso diventava rischiosa, molto coinvolgente. Altro breve break pubblicitario, torniamo subito da voi. È partito il sistema bus a chiamata che collegherà il centro di Treviso con le frazioni di Carbonera. Andare a fare la spesa dal medico in ospedale, da un punto A a un punto B in base alle necessità e senza dover girare troppo a lungo o aspettare orari non congrui alle proprie esigenze. È partito il servizio Mom Plus che collega il centro città con Carbonera e le sue frazioni anche tra loro. Un'opportunità per il comune di Carbonera per coprire le necessità di chi non ha la patente o l'auto. Via telefono al numero in sovraimpressione o via app è necessario prenotare la propria corsa. Per facilitare la prenotazione tramite l'app, il Comune mette a disposizione i punti di soccorso digitale, che sono degli sportelli con dei volontari a disposizione, che sono presenti in Biblioteca Carbonera e presso il Circolo Noi di Mignagola. In particolare il lunedì pomeriggio e il venerdì mattina a Mignagola e gli altri giorni presso la Biblioteca di Carbonera. Ogni fermata ha un proprio numero, il bus arriverà a quella selezionata o indicata durante la prenotazione. Un servizio attivo dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21. Nelle aree dove è attivo Mom Plus restano attivi anche i bus urbani ed extraurbani della linea 1, 3, 55, 8E e 170. Si prenota il punto di salita e di arrivo e l'autobus in questione percorrerà il percorso più breve per raggiungere la destinazione. L'area è vasta: Mignagola, Pezzana, Selvana, La Ghirada, gli ospedali e il cimitero di Treviso. Il servizio si rivolge a tutti, ma il comune di Carbonera ha un occhio in particolare per la fascia anziana di cittadini che usano i mezzi per andare anche a fare la spesa.
Gli autobus potranno far da comunicazione tra le frazioni di Carbonera, quindi ad esempio chi abita a Pezzane e deve rivolgersi al medico di base, per esempio che si trova a Mignagola, può prendere l'autobus dalle 9 alle 12 di qualsiasi mattina appunto e andare e tornare. È una sperimentazione che avrà durata fino al 31/12 di quest'anno e al termine della quale potrà essere valutata l'estensione del servizio da altre zone, anche del comune di Carbonera, e anche una modifica degli orari. Tutto è pronto a Bassano del Grappa per il Festival Pianistico che si svolgerà tra maggio e giugno in diverse località del territorio. C'è fermento nell'aria per la 13ª edizione della Maratona Pianistica che torna quest'anno in 6 comuni, da Bassano a Marostica, da Possagno ad Arsiero, passando per Cartigliano e Romano d'Ezzelino, nelle piazze, nelle ville storiche, toccando anche il Tempio Canoviano e il nostro Ponte Vecchio. Più di 900 musicisti attesi, ma non è tutto, perché in programma ci sarà anche il 6° Festival Biennale di Composizione Pianistica, oltre alla suggestione dei pianoforti decorati in centro. A Marostica e a Bassano del Grappa verranno dislocati dei pianoforti decorati da artisti e da bambini e messi a disposizione per un'intera settimana a chiunque voglia suonare in quel periodo. Il periodo a cavallo della manifestazione di Marostica, ovviamente nel comune di Marostica, quindi dal 26 al 3 giugno, 26 maggio, 3 giugno, mentre a Bassano del Grappa verranno dislocati dal 10 giugno fino alla settimana successiva, 17 giugno. Per far parlare tutti lo stesso linguaggio, quello della musica? Esattamente, linguaggio universale, linguaggio di pace, linguaggio di fratellanza, di unione. Non ci sono vinti e vincitori, ma solo partecipanti. Non solo maestro, ma anche dottore, l'Università di Trieste ha conferito al CT dell'Ital Volley femminile Julio Velasco la laurea honoris causa in psicologia. Il maestro diventa dottore. L'Università di Trieste ha conferito la laurea magistrale honoris causa in psicologia a Julio Velasco. Figura di riferimento dello sport italiano e internazionale, il CT dell'Ital Volley femminile, oro alle Olimpiadi di Parigi, ha ricevuto il riconoscimento accademico per l'approccio innovativo alla leadership, alla motivazione e alla valorizzazione del potenziale umano nello sport. Velasco è tra le figure più influenti dello sport internazionale degli ultimi decenni per l'originalità e la coerenza con cui ha saputo integrare i principi della psicologia nella formazione, nella gestione dei gruppi e nella cultura della prestazione. Al termine della cerimonia, Julio Velasco ha tenuto la propria Lectio Magistralis dal titolo Allenare la mente. Non è che bisogna allenare il corpo così la mente sta meglio, ma che dalla nascita l'essere umano attraverso il movimento comincia a utilizzare i concetti, mentre che dopo, quando fa sport, soprattutto nello sport di squadra, non usa i concetti. Quando noi diciamo pensa quando giochi, diciamo una cosa che non è possibile, perché il gioco è troppo veloce per pensare con i concetti come pensiamo normalmente. Il cervello del giocatore ha un altro circuito, usa un altro circuito che noi dobbiamo capire, conoscere per poter allenarlo. Un traguardo emozionante, quello di oggi. Il golpe militare del 1976 in Argentina aveva costretto Julio Velasco alla fuga, rinunciando così a proseguire gli studi. E quindi mi è sempre rimasto, no? questa cosa che non ho potuto finire all'università. Infatti oggi sono venute le due figlie di un mio intimo amico che purtroppo è morto per una malattia. Che lui ci teneva. La prima cosa che mi è venuta in mente è stato lui quando mi è arrivato questo invito, perché lui ci teneva tantissimo a che io finisca, perché lui è diventato poi preside della facoltà di Humanidades della Plata, no? Dove c'era psicologia, filosofia, storia, eccetera. Come mia mamma d'altronde che ci teneva mia mamma sarebbe stata contenta, ecco, che oggi uno dei 3 figli avesse una laurea anche se honoris causa, anche se diversa. Ed è credo molto bello che un'università come la nostra, in cui il senso di squadra, il senso di comunità, il senso di vicinanza ai giovani è certamente al centro di tutte le nostre attenzioni, dare un riconoscimento a chi ha dimostrato l'importanza della gestione ma anche del supporto al carattere, alla motivazione, alla voglia di crescita dei giovani per ottenere risultati più elevati.
Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione di Trieste. Gli ospiti di questa sera Focus: Matteo Baldan, Paolo Benvenu, Paolo Bonafè, Silvia Calligaris, Mario Fabris, Jonathan Montanariello, Leonardo Padrin e Alberto Villanova. È tutto per oggi, grazie a Francesca Pezzo e a Edoardo Paris. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata.